Amici del kart del Triveneto, buongiorno e benvenuti al terzo appuntamento della stagione 2023 per quanto riguarda appunto i kart degli amici del Triveneto. In questo momento ci troviamo sul circuito di Extrema Kart, in quel di Finale Emilia, provincia di Modena. Tutti i piloti stanno preparando in vista delle varie singole gare a batteria. Oggi vi commenteremo ben 6 batterie: bronzo 2, bronzo 1, argento 1, argento 2, gold 2 e gold 1. Gare che promettono sicuramente grande spettacolo. Però per vostra compagnia e anche e soprattutto mia compagnia ci saranno a commentare le gare insieme a me Luca Malaspina, Marco Muccia e Matteo Capone. Ciao ragazzi, benvenuti. E già qua stiamo vedendo alcuni highlights delle gare che andremo a commentare e, come potete capire, le condizioni sono un mix tra asciutto e bagnato e il divertimento quindi è sicuramente garantito. Però ragazzi, cosa ci aspettiamo per questo terzo appuntamento? Cosa mi dici, Marco? Allora, tanto spettacolo sicuramente, un po' per le condizioni atmosferiche che promettono sempre un po' di spettacolo con questa pioggia pericolosa, però anche un circuito che promette bene. Siamo curiosi di sperimentarlo e soprattutto di vedere come si saranno preparati i ragazzi e le ragazze per questa settimana, perché non è stato facile, ma ne vedremo delle belle. Intanto scorre a video la griglia di partenza per quanto riguarda la categoria bronzo 2 con in pole position Luca Corsi, per tutti Luca C, con il tempo di 44.4 ha stabilito la pole position, e ad affiancarlo ci sarà Mattia Priamo, per tutti Matty Pry, poi Axos Big 88 Mach 1, poi abbiamo Luca, Basame, Cerro, Leoparri, Leomino di Neve, Pancia, Manero, Bescia, Miana e Mitraglia Tonno. Però ormai manca poco allo start di questa gara ed ecco che siamo partiti con un buono spunto da parte di Luca C, che in questo caso gira per primo dopo la curva 1. Ora siamo on board con Matty Fry, che ha guadagnato invece una posizione, anzi due, ne ha guadagnate anche bene. Poi non so qua in curva 2-3 male cosa ne pensa, una manovra un po' al limite, probabilmente penso di Luca del Team All Stars, penso. Però grande partenza di Matty Pri con anche la volontà di spingere il kart al limite. Sembra partito bene, ma ovviamente la partenza di Luca C è di altro livello, stiamo parlando di grande qualità. Assolutamente sì, Marco, hai assolutamente ragione. Infatti ha già guadagnato un distacco molto importante rispetto al secondo. Infatti è già concluso il primo giro con Luca C primo, Axo secondo, terzo Matty Fry, quarto Big 88, quinto Matt 1, sesto Luca e poi via tutti gli altri. Però vediamoci un po' l'onboard di Matty Fry. Sì, qui ho provato il sorpasso, probabilmente Big 88 ci poteva stare. Bisogna fare molta attenzione secondo me in curva 3, perché c'è quel tratto di pista in cui si può tagliare, si può andare sopra il cordolo e poi diventa complicato perché devi tenere bene la posizione in curva 4 e rischi un po'. Se le condizioni rimangono asciutte va bene, se inizia ad esserci un po' di pioggia si inizia a rischiare un po' di più. Eh sì, però comunque vediamo l'asfalto abbastanza asciutto, quindi anzi completamente asciutto, quindi non dovrebbero esserci problemi particolari. E anche per eventuali attenzione, vediamo un lungo da parte di Axos che è stato appena superato da Matty Fry, quindi bisogna stare attenti perché comunque questo circuito di Extrema Kart non è banale, perché sì, ci sono due rettilini, ma poi la parte centrale è anche pieno di curve, quindi bisogna anche stare molto attenti con la traiettoria. Però intanto vediamo Luca C, il primo classificato, che sta allungando tantissimo nei confronti del secondo. Matteo, che bagarre, c'è una gran bagarre tra Leoparri, Cerro e Leomini di Neve, che non è scontata e stanno andando per battaglia ed anche il divertimento. Wow, che lungo è andato lungo qui Luca C, c'è avuto una disattenzione, non so se l'ha fatta apposta per prendere velocità, è uscito completamente all'esterno della pista qua, tagliando il traguardo.
Mala, cosa ne pensi della pista e dove secondo te si decide tutto? Ma allora, come dicevo prima poc'anzi, ci sono due rettilini importanti, uno ovviamente quello del traguardo e uno dopo la curva numero 4, anche 5, però sicuramente i punti di sorpasso sono sicuramente nella parte centrale della pista dove c'è la zona mista, quindi con tante curve medio basse velocità, e lì si può tentare davvero la staccata per tentare il sorpasso e guadagnare qualche posizione. Si è completato intanto il terzo giro e siamo al corso del quarto con Luca C ancora al comando, Matty Fry ancora secondo e Luca che ha guadagnato invece il podio provvisorio. No, ho guadagnato anche la seconda posizione. Ho guadagnato anche la seconda posizione proprio in curva 2, dove ti dicevo prima che è molto, molto rischiosa e difficile da tenere la posizione. Grande sorpasso di Luca. Grande sorpasso, sta facendo una bella rimonta. Matty Prime un po' in difficoltà, peraltro con Axos che preme dietro. Quindi non scontato. Non scontato. Ne vedremo delle belle per la batteria del podio. Eh sì, assolutamente. In questo momento sembra un po' la prima posizione un po' in ghiaccio, perché Luca ci sta omologata, sì, davvero importante, cosa che gli altri non stanno in questo momento sostenendo, e quindi la battaglia per il secondo, terzo, quarto posto è davvero molto interessante, con Luca che in questo momento è sul podio in seconda posizione, Matty Fry terzo e Axos in quarta posizione. Matte, tu lo prenderesti il cordolo così in pieno? Devo ammettere che oggi stiamo vedendo una guida più particolare del solito, perché la pista lo consente. Come vedete, la guida non è pulita all'entrata in curva, quindi consente anche di fare un minimo taglio, ma per il semplice motivo che la pista in quella chicane da destra a sinistra sicuramente è una gara dove i sorpassi possono avvenire, perché la pista è lunga 800 metri, quindi è corta rispetto all'ultima di Lignano che abbiamo visto, però la larghezza consente diversi sorpassi. Ma devo ammettere che Luca C sta dominando questo GP. Sta dominando Luca, poi c'è un altro Luca, diciamo che fino a questo momento i Luca prevalgono, quindi chiedo al nostro Luca invece di fare attenzione, anche perché quinta posizione Bic 88 e Mach 1 stanno girando bene e hanno raggiunto i ragazzi che sono nella posizione tra la seconda e la quarta, diciamo, e sono lì, soprattutto Bic 88 mi sembra, che è lì attaccato ad Axos un po' più lento. Esatto, infatti tentava quasi un attacco all'esterno Bic 88 su Axos, però non abbiamo capito se avrà portato successo o no questo attacco all'esterno nella zona mista della pista. Ma sicuramente Axos forse incomincia un po' a sentire il petto sul collo nei confronti di Bic 88, che in questo momento forse sta premendo tanto e forse ha più ritmo rispetto ad Axos, e quindi poi può avere anche ritmo per rimontare Matty Fry e Luca, e quindi si può dare una bella battaglia per il secondo e terzo posto. Che lotta dietro! E non dobbiamo appunto dimenticarci le zone di bassa classifica, che comunque sono molto interessanti. Attenzione però con Luca che va troppo largo e quindi rischia poi di perdere il punto. Ricordo fondamentale un minimo contatto, approfittare di questo onboard interessante di Matty Fry per anche scoprire un po' la zona mista della pista di Extrema Kart. Posso dirti che è un peccato, perché l'ha gestita un po' male qui Matty Fry, l'ha gestita un po' male, soprattutto il contatto ha rallentato un po' l'ingresso sulla curva dove poteva sorpassarlo e ha perso un po' l'opportunità, ma secondo me ce ne saranno altre. Comunque 3 giri non sono pochi e quindi deve soltanto fare attenzione e sperare che poi Luca faccia un altro errore, anche se ormai Luca C ha preso il largo in maniera incredibile. Ragazzi, che garone che sta facendo. Bic 88 ha fatto il sorpasso su Axos, l'ha fatto. Infatti dicevo che Bic 88 aveva più ritmo e quindi il sorpasso può essere completato su Axos. Adesso vediamo se appunto Bic 88 avrà ulteriore ritmo per rimontare Matty Fry e Luca, per agguantare. Può farlo qui. Però c'è testa a testa, ruota a ruota fra i due, e Matty Fry
compie poi il sorpasso, e quindi Matty Price secondo e Luca in terza posizione. Però secondo me ne vedremo delle belle da qui fino alla fine del Gran Premio della categoria Bronzo 2. Anche perché Luca ha rallentato così tanto, l'ha sorpassato addirittura Big 88. Ce l'eravamo persi? Ce l'eravamo persi, ma aveva perso un po' di ritmo e il sorpasso ha fatto prendere tempo anche a Big 88, che stava facendo una gara clamorosa. Clamorosa anche Big 88. Esatto, e quindi adesso Big 88 avrà anche l'opportunità di attaccare Matty Price. Intanto Luca C è lì che si sta godendo la testa della corsa, che ormai può permettersi anche di prendere un cappuccino oppure un tè, perché tanto è in testa, ha quasi più di 5 secondi di vantaggio sul secondo, quindi si vede proprio un'eternità. Adesso ha finito il 10° giro, anzi l'11°, perché ora siamo all'inizio dell'ultimo giro, quindi dobbiamo seguire con molta attenzione il duello per il podio. Attenzione, quindi siamo al corso dell'ultimo giro con Luca C al comando, Matty Price secondo, Big 88 terzo, Axus quarto, ma non sappiamo se questi primi 4 terranno così la classifica, anche se comunque con Luca C qualche sospetto in più ce l'ho, visto che appunto sta comandando la corsa con più di 5 secondi di vantaggio circa nei confronti del secondo. Intanto Luca ha perso tante posizioni ed è sceso in sesta piazza. Non so se ha qualche problema, o cosa, però peccato per aver lottato bene. E Luca vince! Luca C vince! Esatto, Luca C vince con Matty Price secondo e poi Axos terzo, Big 88 quarto, che alla fine ha perso la posizione Dani di Axos, e Mac 1 in quinta posizione, Luca in sesta, Basame settimo, Cerro ottavo, Leopardi nono, decimo Leomini di Neve, Panciamanero finisce in 11ª posizione, Bescia in 12ª, Mihana in 13ª e Mitraglia Tonno in 14ª posizione. Sì, si può dire Mitraglia Tonno, nome meraviglioso, però posso dirti male. Mitraglia Tonno dovrebbe vincere il trofeo per il nome migliore della batteria. Non è male, non è come un po' per gli amici sportivi del Mala, dai, si può quasi assimilare. Comunque il vincitore di questa gara di categoria Bronzo 2 è Luca Corsi per tutti, Luca C, con il tempo migliore di 44.4, Matty Price secondo, Axos terzo, Big 88 quarto, che nel finale ha perso qualcosa, e via via tutti gli altri fino a trovare Mitraglia Tonno in 14ª posizione. Rimarco una cosa, che Luca C ha stabilito il miglior tempo in gara proprio all'ultimo giro, quindi questo insomma è un dato molto importante. Voleva spingere al massimo e l'ha fatto bene. E adesso andiamo con la categoria Bronzo 1. A breve in video scorrerà la griglia di partenza riguardo a questa categoria. A stabilire la pole position è Uber con 44.371. Ad affiancarlo sarà Leo Di Lea. Poi seconda fila per Gasolin e René. Terza fila per Iclaf e Ricky 26. E Kumara e Berto a chiudere la prima parte della griglia di partenza. La seconda parte invece è aperta con Hector Fock e Krishan. Poi abbiamo King Rollo e Masche. Poi abbiamo Desta 4 e Ale 96 a chiudere la griglia di partenza. E quindi adesso abbiamo 14 piloti, esattamente come nella categoria precedente della Bronzo 2. E Marco, che cosa ti aspetti in questa categoria? Se eventualmente ci saranno delle battaglie, vedete voi. Io mi aspetto più battaglie della prima, anche perché conosciamo i piloti e ne vedremo delle belle, vedremo probabilmente anche dei confronti abbastanza accesi sia partiti. Infatti vedremo, la prima curva sarà importantissima, come Leo Di Lea è partito, ma dipende tutto, perché Uber è una gran difesa, perché comunque Uber aveva fatto anche una bella gara la scorsa, ma sembra aver tenuto bene curva 1. Non era facile perché Leo Di Lea aveva attaccato molto bene,
poi fino a tutti gli altri, occhio alle bagare anche dietro, ma intanto gran partenza dei due, gran partenza di Uber e Leo Di Lea. Eh sì, però ancora gruppo compatto, però c'è un contatto tra Gasolin e René, a quanto pare, e allora avevo già i primi contatti in questa categoria di bronzo 1, e quindi battaglia molto accesa, e o Gasolin o René, adesso andremo poi a capire con l'aggiornamento della classifica chi sarà in ultima posizione con la gara totalmente compromessa. Però ragazzi, abbiamo già visto un duello molto importante. Mi sa che tutte e due poi alla fine sono stati penalizzati da ciò. E vediamo René che è in una posizione provvisoria e Gasolin che purtroppo invece è in 14ª posizione col contatto appunto con René. Peccato perché potevano lottare per tutta la gara per la terza e quarta posizione, invece con un sorpasso forse un minimo azzardato nella parte mista della pista, invece hanno avuto la peggio entrambi. Quindi si è concluso il primo giro con Uber al comando, anzi si sta concludendo il secondo giro, qui ragazzi vanno veloci come se non ci fosse un domani, quindi Uber al comando, Leo Di Lea secondo e Kumara terzo, Ishraf quarto e via via tutti gli altri. Sì, sono molto curioso di vedere Leo Di Lea se riuscirà a reagire a Uber, perché Uber quando parte è difficile da prendere, e soprattutto Kumara, perché Kumara ha il compito di tenere vive le speranze anche di podio degli altri, se possiamo dire almeno dalla parte nostra, dalla parte dello spettacolo, e se riesce a ricucire quel gap diventa qualcosa di interessante. Se no Uber e Leo Di Lea finiranno a fare gara a 2, forse 1,5, perché Uber sembra averne veramente tanto, ma tanto. Difficoltà Gasolin, vediamo se riuscirà a recuperare qualcosina, anche perché sembra aver recuperato qualcosina, ma la gara sembra veramente compromessa. Però intanto i primi due, Uber e Leo Di Lea, forse hanno creato un distacco importante nei confronti di Ekumara e Ricky 26. Intanto vedevo in curva 1 che Ricky 26 aveva tentato un attacco nei confronti di Ekumara, poi vedremo se l'ha portato a buon fine o meno, però intanto i primi due se ne stanno andando. I primi tre sono forse leggermente attaccati, però a loro volta si stanno poi allontanando rispetto al gruppone che sta battagliando per la 7ª posizione, che in questo momento è occupato da King Rollo del Team Runner. Pian piano adesso stiamo per... Bisogna fare attenzione anche a King Rollo, perché se ne ha per partire, poi parte è difficile da prendere e soprattutto deve essere bravo ad andare davanti al gruppo. Vediamo se Gasolin inizierà la rimonta, perché era attaccato dalle 96, molto attaccato, e problemi anche per Christian che era tanto avanti, invece ha sceso di tantissime posizioni, come ti dicevo. Infatti Gasolin riuscito a sorpassare al 96, vediamo se riuscirà a tentare la rimonta e prendere un po' di posizioni che sarebbero importantissime. Kumara non riesce a tenere il ritmo di Ricky. Come vi dicevo io, Ricky 26 ha guadagnato la posizione su Ekumara con quel sorpasso clamoroso, quindi buon sorpasso di Ricky 26 che in questo momento è in terza posizione e quindi è pronto a inseguire Leo Di Lea e Uber per giocarsi le posizioni di vertice di questo terzo appuntamento in Extrema Cup. Sì, tra l'altro ha un ritmo enorme, perché sta riuscendo a recuperare terreno anche a Leo Di Lea, non è scontato. No, per niente, non è scontato, perché comunque si sta compattando pian piano il gruppo di testa, con Uber che sta conducendo ancora la gara, con Leo Di Lea che sta tallonando Uber in maniera piuttosto importante, Ricky 26 terzo e Kumara quarto e Iklaf in quinta posizione. I primi 5 sono rimasti gli stessi rispetto al giro precedente. Nel frattempo King Rollo mantiene la sua 7ª posizione, René sta salendo in 8ª posizione, come anche Gasolin in 12ª. Nel frattempo occhio Leo Di Lea, occhio Leo Di Lea, occhio Leo Di Lea! Grande la staccata va leggermente largo, ma la tiene alla grandissima, e quindi con un sorpasso clamoroso. Però attenzione all'incrocio di traiettoria, però la tiene grandissimamente la traiettoria Leo Di Lea, e quindi passa lei al comando del Gran Premio di Extrema Kart, terzo appuntamento di questo campionato 2023 degli amici del kart di Veneto. Un gran sorpasso, Marco, davvero un grande attacco in curva 1 e finalizzato alla grande.
Grandissimo sorpasso, però occhio anche alla bagarre che c'è dietro tra le 96 e Destra 4 che se ne stanno dando di santa ragione. Poi c'è questo quartetto qui incredibile, io non riesco mai a capire chi è passato davanti, chi è passato dopo a metà giro, a fine giro. Secondo me si stanno anche divertendo molto perché poi si gareggia per queste gare qui. Tu puoi essere tra primo e secondo, ovviamente è tutto un altro sapore, ma se siete in 4 a darvi a sportellate è una cosa pazzesca per l'adrenalina al massimo, vuoi provare ad andare sempre e non c'è nulla di meglio del sorpasso. Oddio, non so se il Matte preferisce il sorpasso o la gara vinta in solitaria, non lo so. No, è chiaramente in difficoltà Iclaf in tutto ciò perché è partito terzo, se non ricordo male, addirittura è stato sesto, ma non è tanto il fatto che la partenza è stata non delle migliori, ma per il semplice fatto che non ha mai tenuto il ritmo gara, è stato rimontato Ok. Forse c'è! Sembra aver tagliato fuori dalla curva Uber, che infatti si lamenta. Aggressivissima la Max Verstappen, possiamo dire. Infatti Uber è dietro adesso. Ricky 26. E vedremo se ci saranno delle penalizzazioni dopo la gara. Però anche in questo caso grande attacco coraggioso da parte di Ricky 26, ma anche qua si stanno dando delle sportellate in maniera abbastanza importante con abbiamo visto molteplici contatti. Poi vedremo se appunto i commissari e la giuria decideranno se dare delle penalità di tempo o meno. Nel frattempo si sta chiudendo l'ottavo giro con Leo Di Lea in testa alla corsa, in seconda posizione Ricky 26 che è riuscito quindi a passare Uber che è sceso in terza posizione. Allora nel frattempo King Rollo sale in quarta posizione e Kumara scende come Etterfock in quinta e in sesta. Musk e René invece salgono rispettivamente in settima e ottava posizione. Però ragazzi, Leo Di Lea ho ancora in testa il suo sorpasso davvero pulito, con una staccata ottima. In questo momento sta conducendo la gara meritatamente. Sì, sta conducendo meritatamente. Ti dico la verità, Luca, mi aspettavo che Uber la vincesse di parecchio. Poi a un certo punto ha perso un sacco di ritmo, non so perché. Mancano meno di 2 giri e sono ancora più curioso di vedere se Gasolin riuscirà a fare quella clamorosa rimonta, perché è in un gruppone pazzesco, basta poco per superare qualcuno ed effettivamente in una posizione alla linea del traguardo almeno. Vediamo, perché è difficile anche da attenzione però che Ekumara è sceso in decima, ragazzi, non abbiamo visto, ma Ekumara è sceso in maniera clamorosa in decima posizione, quindi avrà fatto un errore che non abbiamo potuto vedere appunto il suo, e quindi peccato, scende in decima e quindi sì, ma che sono tutti lì, però cioè sono tutti lì, basta veramente poco, a parte Desta 4 e Ale 96 che ormai stanno facendo una gara tra di loro e sono tutti lì, basta poco. Ovviamente non è il gruppo compatto fino a 2 giri fa e anche la temperatura mi pare stia salendo un pochino, potrebbe essere un fattore. Occhio all'ultimo giro. Sì, siamo all'ultimo giro con Leo Di Lea che sta tenendo un margine abbastanza rassicurante su Ricky 26, Uber in solitaria in terza posizione, possiamo dire lo stesso di King Rollo del Team Runner in quarta, Masche stessa cosa, in quinta posizione. Attenzione, abbiamo intanto il primo ritiro, abbiamo il ritiro di Ekumara che quindi non completa il Gran Premio di Extrema Kart. Sì. E quindi adesso andiamo con le 2 battute, bandiera Sky che sta per sventolare. Leo Di Lea va a vincere il Gran Premio di Extrema Kart categoria bronzo 1 davanti a Ricky 26. In terza posizione Uber che ha fatto una bella rimonta dopo il contatto iniziale. Poi abbiamo King Rollo in quarta, Masche in quinta, Iclaf sesto, Etterfock settimo, René ottavo che supera proprio nel finale, Gasolin che scende quindi in nona, Berto decimo, Christian in undicesima posizione, Testa 4 in 12 e Ale 26 che chiude la classifica. Posso dirti, Mala, che nonostante tutto è stata una bella gara anche da parte di Ricky 26, nonostante il contatto lascia un po' perplessi, ma è arrivato lì a giocarsela, poi Leo Di Lea ha fatto quel sorpasso al momento decisivo, si è rivelato decisivo, peccato per Uber che però è rimasto lì e nota di merito ovviamente anche per Gasolin. Allora, vediamo la classifica che vi ho detto prima, non vediamo penalizzazioni, quindi sono tutti contatti regolari. Matteo, cosa ne pensi di questa gara? Sicuramente Ricky 26 ha fatto un'ottima gara perché non era neanche vicino al podio in partenza,
e quindi ritrovarsi secondo, poi sicuramente qualcosa di molto positivo, però anche King Rollo ha fatto una super gara, dalla quarta all'ottava nona posizione poteva veramente succedere di tutto negli ultimi giri. Adesso saliamo di categoria e andiamo alla Silver 2. E quindi fra poco, come prima, eccoci qua con la griglia di partenza con Turbos che ha stabilito il miglior tempo in 44.577, da affiancarlo sarà Trivea e poi vediamo il resto della griglia. Rico 117, Super Giro, che però non gli basta però la pole, peccato, Sam 84, Paul 88, Fonti e Kamikaze, vedremo se sarà così anche in gara, Danny nono, Profi Racer in 10ª posizione, Kriz e Miro rispettivamente in 11 e in 12ª posizione, Talato e Santa a essere in mezzo alla griglia, poi Ulisse e 70 Giovanni in 15ª e 16ª posizione, ma attenzione perché sono già partiti ragazzi, sono già partiti con la categoria di Silver 2. E Marco, commentiamo un po' questa partenza. Attenzione, attenzione, attenzione perché mi sa il sorpasso di Rico, c'è il sorpasso di Rico in difficoltà Trivea, mi sembra che sia stato in difficoltà Trivea, però la curva centropista l'ha aiutato, che dopo si è ritrovato sull'interno, ma che fatica, soprattutto che fatica a sorpassare all'esterno dalla prima curva ragazzi, mamma mia. Però sembra essere stata una buona partenza per molti, che è riuscito ad approfittarne, perché tra curva 2 e 3 quel tratto lì è bastardo, si può dire, è proprio bastardo, ci sta, quello che ci piace, vogliamo vederli tutti così. Però sembra una gran partenza. L'abbiamo detto all'inizio ragazzi, l'abbiamo detto, sì. La parte centrale della pista è... No, Trivea c'è, Sam, Rico è sceso con Super Giro, ragazzi Turbo S c'è, è partito. Oh, meno male, dai, meno male. Adesso vediamo quindi la classifica con Turbo S primo, Trivea secondo, Sam 84 terzo, Rico 117 scende in quarta posizione come Super Giro in quinta, e poi abbiamo Kamikaze che è risalito, ragazzi, Kamikaze è risalito in settima, e adesso andiamo a vedere qualche contatto a centrogruppo, però comunque tutti proseguono normalmente, e quindi è stata una partenza abbastanza travagliata, anche importante, però comunque Turbo S, ragazzi, è sempre lì, in testa alla corsa, insieme al suo team Brick. Sì, è sempre lì davanti alla corsa e non è facile. Rico in grande difficoltà, però quella difesa, curva 1 e 2, gli è valso tanto e adesso deve soltanto gestire, cercare di tenere tempi. Bastava quelli che, arrivare quelli che stava facendo in qualifica è tosta, però comunque deve cercare di tenere un certo ritmo, non pensare tanto a quello che è dietro, se no fa la fine di Uber nella batteria precedente, non è il caso. No, assolutamente no. Però attenzione perché Super Giro sta risalendo, è in quarta posizione, non gli è basta la pole position il suo nickname, però comunque in gara sta risalendo alla grande, le Super Giro col suo team Tonic. Però vediamo perché potrebbe essere una gara molto intrigante, anche vedendo un po' i tempi stabiliti nell'ultimo giro. Attenzione, forse l'attacco all'interno, anzi no, chiude bene Turbo S, Super Giro è lì che preme. E il Super Giro sale in terza posizione sorpassando Sam 84. Turbo S conclude un altro passaggio in testa con in seconda posizione Trivea, Super Giro appunto in terza, Sam 84 appunto in quarta, Fonti quinto, Rico 117 in sesta posizione. Però ragazzi, sono tutti attaccati i primi 5. Sono tutti attaccati, ma veramente attaccati. Attenzione, qui può esserci sorpasso immediato, cambia l'inquadratura, eccola. E forse Turbo S ha perso due posizioni se non ho visto male, perché Trivea a volte è passato in prima posizione, Super Giro forse secondo. Adesso attendiamo l'aggiornamento della classifica, ma penso che Turbo S abbia perso 2 posizioni, a meno che adesso non tenta l'attacco all'interno, ruota con Trivea, no, niente, ho sbagliato, perché Turbo S è rimasto prima ragazzi. Ok, quindi niente da fare, con Trivea secondo, vediamo... Giro. Però non so, allora bisogna adesso vedere la grafica quando arriva a fine giro, però la bagarre che c'è stata dietro adesso tra la seconda e la quinta posizione ha favorito molto il primo, che adesso può tentare di scappare, ma non è facile anche mentalmente, non è facile perché cavoli ragazzi se hanno un bel ritmo.
No, assolutamente c'è in testa coda e qualcuno che manda a quel paese qualche altro pilota. Attenzione, testa coda con un gesto inequivocabile. Vediamo un po' chi sarà. Aspettiamo quindi il solito consueto aggiornamento della classifica. Hai Vediamo un po' chi è in C'è Trivea primo. Trivea primo, Super Trivea Giro secondo, primo. Turbo S che è sceso quarta. Turbo S, peccato, sceso in quarta posizione. Quindi Trevea conduce adesso la corsa con Super Giro in seconda posizione, terzo Fonti e quarto, come abbiamo detto, Turbo S, scusate, che è sceso in quarta posizione. Potrebbe essere Profi Racer, colui che ha mandato a quel paese qualcun altro. O Sam 84, perché ha perso tantissime posizioni. La cosa netta che si nota subito è il divario che c'è tra i primi 4. Occhio, adesso può esserci l'attacco in curva 1, forse in curva 2, ha preso bene la traiettoria, ma sembra tenere bene Trivea, Super Giro, che gara che sta facendo? Poi ci può essere l'incrocio, ma tiene molto bene Trivea. Ragazzi, molto bravo Trivea. Molto bravo Trivea a tenere l'interno della curva e anche del rettilineo di partenza, molto furbo. Però attenzione all'incrocio traiettoria con Super Giro che tenta l'attacco. No, bravo Trivea ancora una volta a difendersi molto bene all'interno senza concedere l'incrocio di traiettoria a Super Giro. Davvero tanta roba, grandi difese da parte di Trivea che adesso sembrerebbe molto on fire in difesa. E quindi abbiamo ancora Trivea al comando con Super Giro in seconda posizione, Fonti terzo. Questo per il momento è il podio, però adesso si è completato appunto il sesto giro con Trivea e Super Giro proprio appaiati, Fonti terzo per l'appunto. Turbo S forse potrebbe recuperare, ma in questo momento è in quarta posizione, ma come possiamo vedere dall'inquadratura i primi tre e anche un po' Turbo S sono davvero tutti attaccatissimi, soprattutto i primi 3 sono attaccatissimi. Potrebbe esserci sorpasso da un momento all'altro, anche se nell'ultimo settore è molto difficile, almeno non ne abbiamo visti di grandi sorpassi clamorosi in queste prime gare. Già nel primo settore è un po' più facile, nella prima metà della pista, soprattutto in quegli incroci di curva tra curva 1 e curva 5, diciamo. Qua potrebbe esserci un attacco, vediamo se lo proverà subito in curva 1, prende bene forse l'interno, ce la può fare, c'è il sorpasso di Super Giro su Trivea, c'era stato prima. Super Giro primo, quando ho detto la griglia di partenza di Super Giro non aveva stabilito un buon giro in qualifica, ma attenzione, c'è un braccio alzato, attenzione, i primi tre sono appoggiati in una curva e forse avevo visto il braccio alzato di Super Giro, vediamo se magari perché ha qualche problema, non lo sappiamo, però intanto Super Giro non so se ha tenuto la posizione da leader. Ho mandato a cagare qualcuno, potrebbe essere anche quella. Può anche essere, per carità, però i primi 4 sono davvero tutti attaccati, soprattutto in questa chicane a sinistra è davvero molto complicata. Si sta concludendo un altro giro, vediamo con Super Giro che però tiene in qualche modo la prima posizione con Trivea secondo, Fonti terzo, Quad Turbo S. Purtroppo gli altri piloti sono staccati. Però attenzione, forse c'è stato contatto. Contatto però c'è. Trivea c'è e quindi sorpasso e ancora cambio di leadership. Attenzione, che è successo? No! Coda! Un testa coda! Non sa adesso con queste quadrature è molto complicato capire chi sia andato in testa coda, però uno dei 4 per il momento è fuori dai giochi per la vittoria. Adesso aspettiamo un po' il transito, il traguardo per aggiornare la classifica, però ragazzi, forse un contatto oltre il limite del regolamento. Occhio qui, gran sorpasso, l'ultima curva forse c'è, Fonti, Super Giro. No, è stato Trivea ad uscire, è stato Trivea. Che peccato. Perché aveva difeso alla grande Trivea nei giri precedenti dagli attacchi di Super Giro, soprattutto ha difeso molto bene l'interno. Peccato, adesso è sceso in nona posizione con Fonti che sale in prima posizione Super Giro secondo e Turbo S torna sul podio in terza posizione. Però ragazzi, questi ultimi giri li vedremo un po' col cuore in gola, soprattutto per quei primi 3, quindi vedremo un po' che cosa combinare. Forse anche te l'ha avuto un po' di problemi, occhio a queste chicane. Guarda che battaglia che c'è dietro. Pazzesco. Battaglia per la quarta posizione. Intanto Super Giro ha surpassato ancora Fonti e conduce ora lui le danze nella categoria Silver 2. Fonti secondo, Turbo S terzo e poi altri molto distanti. Paul 88 in quarta posizione, Danny quinto, Kamikaze scende purtroppo in sesta posizione. Trivea è risalito già in settima, quindi ancora una volta dimostrazione che Trivea oggi era davvero in palla per ottenere la vittoria.
Era davvero in palla, ma anche prima quando si è girato è stato molto veloce a rimettersi in pista, e poi avevano un divario tale i primi 4 dal quinto in poi che le ha consentito un pochino di recuperare. Ma non solo quello, vediamo i primi 3, perché questa curva sta regalando emozioni, forse ha un po' di vantaggio Super Giro per cercare di arrivare al traguardo per primo ancora. Super Giro c'è, Turbo S secondo e Fonti terzo. Assolutamente, questo è il pod. Poi Polo 88, Danny quinto, Trivea sesto, molto bene Trivea comunque, in qualche modo risalire la classifica. Kamikaze, che alla fine non è stato un kamikaze, che è arrivato solo settimo. Poi ottavo Miro, nono Kriz, Ricco 117 decimo, e questa appunto è la top 10 nella categoria Silver 2. Giro più veloce stabilito da Fonti con il tempo di 44.2, quindi addirittura siamo andati quasi oltre al tempo delle qualifiche. Matte, sì. dacci un po' il commento di questa categoria di Silver 2. Inutile dire che Super Giro, o meglio, non c'è Super Gara senza Super Giro, perché ha veramente fatto una grandissima prova. Ammetto che anche Fonti, comunque, a parte le ultime curve dove addirittura da prima è passato terzo, però tutti i primi hanno fatto una gran gara. Peccato per Trivea che gli è capitato, tra virgolette, l'imprevisto nel finale, però è stata sicuramente una gara molto entusiasmante. E adesso andiamo alla categoria Silver 1, dove vi dico subito che in 15 piloti sono racchiusi in 832 millesimi, e già da questo dato si può capire che sarà una gara davvero spettacolare. Chi ha ottenuto la pole? Dennis Criminal, con il tempo di 44.295. Ad affiancarlo sarà Gino, poi Brian, Scarse08, GT Zanda, Zoya, Wonder, GTR, Legione 516, Hack, Burnout, Andre 98 Ste, Mashock e Sbuda, e poi a chiudere la griglia il nostro Maxi Caliente, che appunto sì. non ha stabilito un tempo lontano, soltanto in ritardo di 832 millesimi. Sì, che peraltro il Maxi Caliente è stato uno dei protagonisti nella scorsa gara, mi ricordo bene, con Matte, e perciò fa un po' strano vederlo lì, ma ne vedremo proprio per questo. La partenza c'è. È la prima volta in queste batterie che vedo il primo partire meglio del secondo, prendere già la posizione. C'è un po' di bagarre dietro, sono tutti lì, vediamo se ci saranno contati. Sembra di no, sembra stata una partenza abbastanza pulita, condita da qualche sorpasso, ma Dennis Criminal sembra aver preso bene la partenza, aver concluso bene il primo giro. Infatti Dennis Criminal in questo momento conduce le danze dopo le prime curve, dopo la partenza, una partenza molto solida di Dennis Criminal del team SNE. E tra l'altro vedete in grafica che pian piano saliamo di categoria, più i team prendono nome, e di conseguenza chissà nelle categorie oro che categorie vedremo, che team vedremo. Nel frattempo si sta concludendo il primo giro con Dennis Criminal che si bello l'incrocio! Bello incrocio di traiettoria da parte di Brian, che sale così in testa. La cosa però va un pochino largo, no, in qualche modo ottiene la traiettoria, ma grande intelligenza tattica di Brian, che così sale in prima posizione. Tanto vediamo testa coda con problemi forse, e quindi già dopo il primo giro abbiamo già dei problemi da parte di uno dei piloti, con Brian che sale in prima posizione con un sorpasso, dicevamo prima, a livello tattico molto intelligente su Dennis Criminal. Chissà a livello mentale questo sorpasso a Dennis Criminal, se No, secondo me li brucia così tanto, vuole provarci subito. Bene anche GT Zanda, anche Gino su tutti dietro, almeno i primi 5 su dietro. Bello questo contatto, forse tra sesto e settimo, forse c'è, forse non c'è, ci può essere il sorpasso, sembra averlo chiuso molto bene, sembra averlo chiuso. Dennis Criminal si è difeso alla grande nei confronti di GT Zanda, che ha tentato il sorpasso dall'esterno in questo caso, però appunto Dennis Criminal è stato molto bravo a difendersi e appunto a difendere la sua seconda posizione. Nel frattempo
Gino è sceso in quarta posizione, Scarsi 08 è in quinta, Regione 516, sesta, Wonder settimo, Burnout è salito in ottava posizione, ma si sta concludendo un altro passaggio sul traguardo. Ok, incrocio. Brian Ok, primo. incrocio. Attenzione che ancora rischia di fare lo stesso errore. GT Zanda sorpasso completato. Dennis Criminal forse deve rivedere un po' la sua traiettoria in curva 1, perché davvero 2 sorpassi subiti così è un po'... Ma che ha rischiato di farsi fregare anche da Gino in curva 4, peraltro. Tanto chi ne approfitta sicuramente è Brian, che sta scappando e sembra aver preso un pelo di margine perché dietro c'è una gran bagarre, ma non escluderei che GT Zanda dopo questo contatto provi diretto a seguirlo, proprio cercare di tallonarlo al massimo. E infatti Brian ha approfittato un po' dei duelli tra Dennis Criminal e GT Zanda per allontanarsi un po'. Intanto attenzione, c'è il sorpasso da parte di Scarse 08 su Gino, anche questo in curva 1, molto bello il sorpasso, grande staccata all'interno con Scarse 08 che ha staccato all'ultimo e Gino purtroppo non ha potuto fare altro di vedersi passare Scarse 08 e quindi scendere in quinta posizione. Ma dicevamo prima, Brian ha approfittato forse dei tafferugli del duello tra GT Zanda e Dennis Criminal per allungare un po' sugli altri due, però in realtà GT Zanda ha parzialmente cucito il distacco con Brian. Vediamo adesso in questo passaggio sul traguardo che è andato forse un po' largo dall'ultima curva. Brian, qui GT Zanda sta guadagnando del tempo nei confronti del primo classificato. Dennis Criminal terzo, Scarta 08 come dicevo sale in quarta posizione, Gino quinto e poi via via tutti gli altri. Fino a questo momento, tranne i sorpassi in curva 1, non stiamo vedendo poi così tanti tentativi di sorpasso negli altri punti della pista, Perché non so se è per il fatto che dopo il primo rettilineo si prova un attimo di rilassamento o qualcosa del genere, ma subito dopo che si viene infilati in curva 1 c'è una grandissima attenzione, perché gli attacchi ci sono stati, ma ci sono sempre state grandi difese tra curva 2 e curva 5, che poi sono le curve delicate. Fino a questo momento abbiamo visto sulle curve delicate, vediamo anche adesso, buono sorpasso, penso di Wonder, o di Burnout o di Wonder, sì, penso... No, esatto, di Burnout su Wonder, perché adesso poi la classifica si andrà ad aggiornare, però anche questo in curva 1 tra l'altro, quindi diciamo forse che... era Wonder su Giro, forse. Ok, poi vedremo un po' se la classifica si andrà, quando la classifica si andrà ad aggiornare poi saremo molto più precisi su chi ha sorpassato chi. Però dicevo, ragazzi, come dicevo prima, curva 1 è zona di battesimo di tante staccate belle, Marco, sì. Matteo? Sì, sicuramente curva 1 rispetto alla gara precedente vediamo molti meno sorpassi, però vorrei sottolineare comunque che Scarse 08, a parte il problema che poi ha avuto, stava facendo una grandissima gara, così come GT Zanda che si trova sul posto. Vediamo che Scarti 08 è sceso addirittura in ultima posizione. Non sappiamo cosa gli sia successo, magari un largo, un testacoda, però ha dei problemi forse, non lo sappiamo, però che peccato. E adesso è in ultima posizione, nel frattempo sta chiudendo l'ultimo giro con Brian primo, GT Zanda secondo, Dennis Criminal terzo, quindi adesso bene o male le posizioni di vertice si sono un pochino cristallizzate nonostante i distacchi minimi, quasi come se fosse uno spessore di foglia A4, e infatti quindi ci sia davvero spazio tra i primi tre, perché forse Wonder è un pochino staccato nei confronti di Dennis Criminal e quindi dovrà ricucire un pochino per anche lui. Wonder è un pochino staccato. È un pochino staccato, ma intanto ha guadagnato un bel po' da Gino e gli dà un po' di sicurezza anche per cercare di rischiare qualcosina in più per cercare di raggiungere i primi tre. Ok, il sorpasso qua sull'ultima curva potrebbe concretizzarlo forse in curva 1, forse per GT Zanda. No! Contatto tra Brian e GT Zanda, non ci posso credere,
Non ci credo, forse ha azzardato un po' troppo la staccata GT Zanda, forse. Però Non so, Brian oppure non lo so, un po' tra citizzata, ma Brian l'aveva visto che lo stava andando lì, era troppo pericoloso chiudergli in faccia la staccata, è stato secondo me un errore un po' di entrambi. forse un Cavoli, 50 però e che 50. peccato. Che peccato. Che Davvero peccato. che un peccatone, come si direbbe dalle mie parti. Però purtroppo quindi perdiamo Brian e GT Zanda nelle parti alte della classifica, con Dennis Criminal che si ritrova improvvisamente in prima posizione, Wonder in seconda e poi Gino in terza. Una classifica completamente rivoluzionata, con Burnout in quarta e Sbuda in quinta, GTR in sesta, Ake settimo, Zoe ottavo, il nostro Maxi Caliente in nona posizione. GT Zoto comunque ripartito in decima, e invece no, invece purtroppo Brian è costretto al Si è dovuto ritiro. ritirare. Peccato. Diciamo che ha preteso sicuramente un po' troppo GT Zanda, perché come dicevamo anche in precedenza in curva 1 si sono visti pochi sorpassi, era anche leggermente distaccato perché lui ha voluto staccata lunga, ma secondo me ha preteso un po' troppo lì dove sorpassare comunque non è semplice a meno che non sia attaccato. Pensa che Wonder c'è invece. Wonder, come dicevo prima, bravo a cercare di rischiare ed è riuscito a superare anche Dennis Cribbila. Wonder c'è all'ultimo giro. Infatti c'è l'ultimo giro con Wonder che nel giro precedente è salito in testa della corsa, con Dennis Criminal che scende quindi in seconda posizione, Gino terzo, Bernardo in quarta. Questi sono i primi quattro, però c'è grande battaglia, vediamo lì in fondo, fra Wonder e Dennis Criminal, che sono davvero attaccati, e quindi ha poco tempo però Dennis Criminal per tentare un nuovo attacco nei confronti di Wonder. Forse Wonder ha preso qualche decimo di margine per essere tranquillo. Vediamo un po', siamo forse all'ultima curva e Wonder c'è e vince il Gran Premio di Extrema Kart, terzo appuntamento del campionato. Un sorpasso, l'ultimo, no! Pazzesco! Con anche dei gesti, quindi sì, ne abbiamo visti davvero delle belle, incredibile. E io non so se sia stato un gesto, ma non so se sia stato un gesto di dire ma che cavolo fai, oppure a urlargli in faccia la vittoria perché aveva visto che l'aveva superato l'ultimo. Che bello! Che bella questa batteria. Una Silver 1 davvero molto bella, vinta da Wonder. Poi sul podio sale Dennis Criminal e Gino, Burnout in quarta e Sbuda in quinta, via tutti gli altri. Giro veloci per GT Zanda, che però purtroppo è inutile perché appunto chiude soltanto in 10ª posizione col contatto di Brian. Matteo, dai, facci un po' un recap, una tua opinione su questa gara spettacolare della Silver 1. È stata una gara praticamente divisa in due per quasi tutti i piloti, perché da far bene, come è successo Scars 08, Brian che si trovavano nelle prime posizioni, poi si sono trovati con un imprevisto a trovarsi in fondo alla gara. E facciamo un salto di categoria, in questo caso la Gold 2. Vi dico solo una cosa, la prima fila è divisa di soli 12 millesimi. Beggo in pole, Shobu in seconda posizione, Emil Thomas in terza, Nicolo Zetta in quarta, poi abbiamo Meonida 93, Ep 121, Rize, poi Pablo 95, Astrofab e poi Ninja. E poi abbiamo Velvet Thunder con Vendra. Poi abbiamo Nico UK con Rocky Donuts. E poi a chiudere la griglia di partenza Bulldog e Toffo 97. I primi 16 racchiusi in un secondo e 2. E quindi anche in questo caso davvero distacchi davvero ridotti tra i piloti. Tempo della pole position di Beggo in 44.048. Tempo del secondo di Chobu, anzi 44.060. E anche in questo caso vivremo forse una gara molto bella. Nel frattempo sto anche notando un po' di nuvole che si stanno alzando, quindi oggi ho anche le condizioni meteo per la la partenza, con una buona partenza da parte di Beggo. Avevo anche l'onboard di Ninja, quindi avevo anche una bella prospettiva, e anche una prospettiva delle condizioni meteo che forse, chissà, stanno peggiorando. Marco, che dici? Stanno peggiorando, ma intanto Ninja ha fatto un gran sorpassone intanto.
Ha fatto un gran sorpassone, ha ripreso un po' di posizioni. Davanti c'è una bella bagarra, occhio qui ai contatti, pazzesco! Attenzione che Ninja ha spinto un po' troppo, però comunque... Attenzione! Ragazzi, si sale di categoria e i contatti aumentano a dismisura. Aumentano a dismisura. Sono curioso di vedere chi ne è passato illeso e chi esce un attimo dal gruppone. Che è in tutta rossa, se non sbaglio, in quinta posizione. I primi 4 se ne stanno andando con i primi 2 che sono tallonati alla grande. Però adesso siamo comunque nelle fasi iniziali del Gran Premio. Purtroppo non abbiamo la grafica. Attenzione, ancora un bordo con il Ninja che ha subito il sorpasso all'interno. E quindi perde così una posizione ai danni del suo avversario diretto. Dopo il contatto aveva perso un po' di ritmo. Vediamo se adesso prova a recuperarlo, prova a riandare poi all'esterno, interno, incrocio di traiettoria, ma tiene bene all'interno. Prima aveva perso un po' di ritmo ed è un peccato. Però guarda caso aggrediscono tanto i cordoli, lo dicevamo all'inizio della diretta che si possono sfruttare i cordoli davvero, forse è un po' troppo pesante. Anche la bagarra 3-3. Però attenzione, però abbiamo i primi tre in bagarre. Purtroppo abbiamo forse qualche problema con la grafica e quindi purtroppo non riusciamo a identificare con precisione tutti i singoli piloti. Presumo che Beggo sia rimasto in testa, non so, ragazzi, datemi conferma anche voi. Presumo di sì. Intanto sto guardando i primi 4 che sono belli attaccati, ma dietro provano a tenere, hanno un buon ritmo. Dai, raga, godiamoci un po' l'onboard di Ninja, Mamma mia come ballo ogni volta che tocca il cordolo. Ma tante riesco a tenerla anche bene. Tante sconnessioni sul circuito, quindi anche questo fattore può essere anche abbastanza determinante. E attenzione Ninja che tenta l'attacco all'interno, però devo dire la verità, aggressivo. Ha tagliato, aggressivo, ma ha tagliato troppo secco sul cordolo prima della curva del sorpasso. Certo, non siamo ai limiti dei track warning della Formula 1, però qua ha tagliato un po' troppo, So che qua tutto si può. Tutto è concesso negli amici card del Triveneto, è tutto concesso fino a un certo punto che c'è. Esatto. E comunque siamo alla conclusione di un altro giro. E il primo ha acquisito qualche decimo di vantaggio nei confronti del secondo e il terzo. Grande incrocio di traiettoria che invece è molto utile da parte di chi era terzo, che purtroppo però è rimasto terzo perché poi ha avuto un gran contrattacco da parte di chi lo precedeva. Però intanto chi conduce adesso la corsa sta davvero allungando, ne sta approfittando. Forse siamo quasi sul secondo di vantaggio, però staremo a vedere. Ne fa bene ad approfittare, la bagarra intanto era dietro, invece c'è stato il sorpasso alla fine. Il sorpasso è stato completato. E quindi abbiamo ancora un altro giro completato. Purtroppo abbiamo ancora dei piccoli problemi nella grafica della classifica, vi chiediamo scusa se magari non siamo precisi tra le posizioni, però purtroppo abbiamo ancora dei problemi che cercheremo di risolvere il prima possibile. Nel frattempo il primo classificato sta allungando e sta acquisendo un buon gap sul secondo, però intanto la sfida sul podio è ancora molto aperta e molto accesa. E nel frattempo più che sul podio male, la sfida è accesa secondo me dalla seconda all'ottava posizione, sono bene o male tutti lì e basta poco, sono tutti molto veloci, hanno un bel ritmo, quindi la sfida è apertissima. Nel frattempo godiamoci un po' l'onboard da parte del Ninja, che guarda caso ci fa vedere anche una bella prospettiva proprio della battaglia che dicevamo prima. Esatto, però attenzione perché quei nuvoloni grigi si stanno pericolosamente avvicinando, quindi non so poi se chiudiamo in bellezza con la pioggia o no, staremo a vedere. Nel frattempo vi do qualche dato, perché ragazzi la pole è stata molto veloce, 54.0 da parte di Beggo e anche di Chobu. Però il sorpasso qui all'interno c'è, forse completato, bello come ha preso bene la curva, poi un piccolo contatto, forse sta subendo un secondo, Ninja.
E peccato, purtroppo Ninja ha perso Completato. 2 posizioni in questo caso, anzi sta perdendo una terza, è un po' in crisi Ninja, un po' in crisi. In crisi, però aspetta che forse qua all'interno lo riprende. Lo riprende all'interno. Molto bravo Ninja, Sì, sì. riprende almeno una delle 3 posizioni perse. Però vi dicevo prima che vi do qualche dato inerente ai giri, visto che appunto non approfittiamo della classifica, perché nel frattempo Riccardo Donazan ha fatto un giro davvero incredibile, perché ha stabilito il miglior tempo del giorno sul circuito di Extrema Kart, il miglior tempo del mese e addirittura rientra in top 10 nel miglior tempo dell'anno in 43.758. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Qui sono più veloci rispetto alle qualifiche, cioè clamoroso. Il vero e proprio garone che dicono spesso, quello è stato veramente un girone pazzesco. Veramente un girone. Complimenti Ricky, complimenti. Sì, esatto. Ma ci sono diversi che stanno stabilendo giri veloci su giri veloci. Per esempio, possiamo anche citare il buon Fabio Biesso col suo nickname Astrofab, che anche lui ha stabilito uno dei migliori tempi del giorno e anche del mese in 43 anzi in 44.172. Sono tempi davvero molto veloci ragazzi, quindi davvero a volte in gara si va di un bene della Madonna. Sì, perché termine rispetto alla qualifica, ma perché comunque hai dei punti di riferimento e se tutti girano veloci ti viene anche a te per forza. Poi la competizione c'è, soprattutto davanti stanno guidando in maniera pulitissima, veramente pulita, sono molto veloci, c'è il ritmo, c'è la voglia di sorpassare, ti porta a dare quel qualcosa in più, poi vedi i suoi frutti soprattutto dal punto di vista numerico. Poi vediamo se servirà soprattutto dal punto di vista della classifica e delle posizioni. Però intanto infatti non stiamo vedendo grandissimi sorpassi nelle prime posizioni, hanno nemmeno un momento. Però questi corrono, non sembra, ma corrono veramente forte. Comunque mi devo correggere un secondo, perché il tempo di Astrofab non è di 44.172 ma è di 43.975, quindi sotto i 44 secondi sul circuito di Extrema Kart. Comunque stiamo vedendo comunque delle posizioni abbastanza cristallizzate da parte di tutti, quindi non ci sono poi così tanti duelli, però ci sono testa coda da parte di Pablo 95, sembrerebbe testa coda di Pablo 95, quindi purtroppo di parte in ultima posizione, e quindi ora verosimilmente potremmo essere anche all'ultimo giro ragazzi, con la difesa da parte di Rise all'interno, che si sta difendendo però non riesce la difesa, tenta il sorpasso all'interno, Chobu, vediamo se riesce a farlo, vediamo. Cioè contro il sorpasso l'ha sorpassato, forse non c'è stato sorpassato, però attenzione che vedo una bandiera gialla lì, una bandiera gialla con un kart fermo fuori dalla pista, quindi in quel caso lì non si può tentare il sorpasso. Però attenzione, perché adesso siamo alle ultime curve con Meonida 93 che va a vincere il Gran Premio davanti a Rise e Chobu, quarto Astrofab, quinto Veggo, sesto F121, a seguire Nicolò Z, Rocky Donuts, il Ninja e poi a completare la top 10 Vendra. Sì, bella anche questa con il saluto finale di alcuni piloti. Molto cattivi gli ultimi sorpassi, è stato veramente una fatica. Ho dovuto tagliare la curva in maniera pesante agli avversari, però alla fine ha funzionato. Peccato per quel testacoda, per la bandiera gialla, ma anche qui una gara top, possiamo dirla una gara top. A me viene da dirla, soprattutto per i tempi, per la velocità e poi per qualche contattuccio finale, un po' di furbizie, quella. Abbiamo visto una gara soprattutto nervosa. Che non ci sono penalità, Marco, non ci sono penalità di tempo, quindi è tutto regolare. Hanno rivisto probabilmente tutti i contati, quindi è tutto regolare. Con Ricky Donuts, diciamo che ci sta, in realtà anche come tipologia di contatti eccetera. E la cosa è arrivare a farlo, perché comunque gli avversari sono forti, bisogna cercare di tutto per fermarli. Esatto. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa a questa gara un po' così, un po' cristallizzata?
Sicuramente non vorrei trovarmi nei panni di alcuni piloti perché tagliare poi comunque praticamente il traguardo con la bandiera gialla perché è durata praticamente l'ultimo giro. È brutto, comunque è stata una gara molto interessante. E sono cambiate, attenzione, condizioni meteo per la categoria principale. E stiamo parlando della Gold 1. I tempi non possiamo guardarli perché le condizioni appunto sono cambiate e c'è pioggia battente e quindi sarà una gara davvero molto diversa rispetto alle condizioni che hanno trovato i piloti in qualifica. Ad ogni modo, attenzione alla pole position di Alessio Pinton. In seconda posizione poi troviamo Scorpion, poi abbiamo Ali 17, Bullet, Albi, Erika, Fra, Cenez 16, Pips 93, Roby LOL, Rotto, Rossi 96, Andrea 08, Giuli, Agio e a chiudere la classifica Veteranda David. Diciamo che questa onboard di Albi fa capire che le condizioni del tracciato sono completamente diverse. Sì, ma così all'improvviso poi, capito? Sì, un temporale abbastanza preso, però c'è stata la partenza. Come si slitta. E attenzione perché adesso anche le traiettorie cambiano completamente. Attenzione Albi qua all'esterno, vediamo se guarda qualche posizione, se paga questa tattica. Attenzione, tanti contatti, attenzione testa coda di Albi che ha avuto un contatto all'inizio, che peccato. Però abbiamo intanto saliamo un board invece di Roby LOL e vediamo la pista completamente allagata e quindi si fa davvero una fatica boia a girare e bisogna stare molto attenti a scendere col piede sul gas a manetta perché è un attimo che slitti col posteriore e va in testa coda. E cambiano anche appunto le traiettorie perché... Per dirti, Albi prima aveva fatto la cosa giusta, era andato dall'esterno, aveva preso più velocità e era riuscito comunque a guadagnare forse una posizione 2, diciamo. Poi è successo il casino, poi c'è stato quel testacoda, probabilmente ha chiuso troppo la traiettoria e quindi ha perso tantissimo. Ed è un peccato perché poteva essere uno dei protagonisti, cosa che invece sta facendo bene Rotto, sta facendo bene Pips 93 e vedremo se riusciranno a approfittarne, però intanto c'è un bel gruppetto già in testa, non cosa da dare per scontato. No, esatto, è già un cambiamento con Rotto primo, Pips 93 in seconda posizione, Scorpion in terza, Ali 17 in quarta e a chiudere la top 5 in questo momento è Fra. Però ragazzi, una pioggia davvero battente, è una pioggia che ha cambiato completamente le condizioni. Adesso forse non conviene neanche tantissimo andare sul cordolo perché si rischia addirittura di perdere completamente il kart. Non so cosa ne pensate voi. Intanto Roby Roll qui ha fatto un gran sorpasso, prima esterno poi interno, vediamo qui se riuscirà a tenerlo, ma sembra di sì, ha fatto un bel sorpasso, ma il problema è che appunto è stata una pioggia improvvisa, no? Ha piovuto tanto in poco tempo e sappiamo che la pioggia è peggio prenderla all'inizio, i primi 5 minuti, 10 minuti che piove piuttosto che quando piove in continuazione, no? Perché poi non sai mai dove si asciuga, come si asciuga, quando si bagna o non si bagna. Albi prova un po' a rimontare, ma è complessa la situazione. Sì, altro contatto. Altro contatto, attenzione, siamo passati all'onboard con Albi che ha avuto qualche testacoda, attenzione al testacoda davanti ad Albi di Andre 08 se non vado errato, del team FTR. Come vedete dalla grafica i team sono praticamente rappresentati da tutti i piloti, quindi di conseguenza abbiamo anche la classifica poi di conseguenza squadre. Albi cosa combina? Attenzione, e qua ci sarà tanto materiale da parte dei commissari, perché secondo me qui vedremo qualche penalità in tempo. Non so cosa ne pensa Matteo, però ragazzi, tanti duelli sotto la pioggia di Finale Emilia. Sì, intanto Rotto dal partire a metà griglia si trova clamorosamente primo grazie a una partenza pazzesca, mentre Gigio 93
è nato clamorosamente in difficoltà perché ha avuto quel testacoda e si ritrova ora ultimo in griglia. E se non erro ha fatto anche un testacoda anche Cenez 16, che abbiamo visto grazie all'onboard di Robilol, che anche lui è andato in testacoda, quindi bisogna stare davvero molto attenti con la pioggia. Infatti vedete che le traiettorie sono cambiate, non si va più dritti dritti sul cordolo, ma si va proprio all'esterno, perché appunto andare sul cordolo si rischia di perdere il kart, di fare il testacoda e perdere tantissimo tempo. Tips 93 ha preso curva 1 derapando, anzi planando sull'acqua in maniera pazzesca, pattinando quasi, è stato bravo a Ho tenerla. visto l'atteggiamento di Tips 93, ragazzi, è stato davvero uno spettacolo vedere come ha affrontato Tips 93 curva 1 di controsterzo, quindi ragazzi, davvero Mi sa tanta che è stata roba. Erika a girarsi prima, mi sa che è stata Erika a girarsi, non ne c'è Ah sì, chiedo scusa, è stata Erika a girarsi, non nel CNC 16, però tant'è, purtroppo per Erika che scende così all'ottava altro piazza. giro, altra Aldo girata. questa coda, e però Sì, attenzione chissà come perché mai, e chissà Albi, come mai si Albi, riprende attenzione, tutti. Era Albi? era Albi che, sì, perché è sceso addirittura in 16ª posizione Albi, attenzione, quindi o ho fatto un testacoda oppure un contatto, non abbiamo purtroppo avuto modo di vederlo tramite il video, però che peccato per Albi, peccato. Nel frattempo stava al corso delle... Qui però attenzione, leggermente largo Robilol, ma lo tiene il kart e così sale in quinta posizione. E intanto qui vediamo Albi un po' sconsolato che vaga nella terra di nessuno, qui va largo. Insomma, qualche problemino forse col suo kart c'è, non so se siete d'accordo. No, probabilmente no, è stata solo un po' di sfortuna, adesso ci prova a rimontare in qualche modo, ma diventa difficile. Io non so come mai le ha prese tutte Roby LOL, proprio come se fosse il cameraman ufficiale della corsa, le ha prese tutte in testa con dei contatti, non so com'è possibile. Però è tosta soprattutto sorpassare adesso. Intanto i primi tre ci sono, intanto. E questa è la cosa più importante per loro. Rotto Pips 93 e Fra ci sono e stanno facendo una grande gara, perché non è facile avere quell'atteggiamento lì ora, e gli altri devono essere solo pazienti e cercare di fare la propria gara, perché questo è l'importante, che basta poco per perdere tantissime posizioni. Sappiamo che con la pioggia è così. Bullet secondo me sta facendo una grande gara, paziente, e sta sfruttando le sue opportunità. E Roby LOL testa coda che siede davanti, poi anche un po' di furbizia e bravura nel sorpassare al momento giusto, è lì quinto, non è scontato. Beh ragazzi, Cigio io vi dico avuto- soltanto che Rocco è partito dalla 11ª posizione, ora in testa alla corsa, quindi sì. cioè, grande inizio, grande prima parte di Gran Premio da parte di Rocco, che appunto ha rimontato dalla seconda parte della griglia fino addirittura a arrivare in testa alla corsa in questo momento, quindi davvero solidità una solidità ottima da parte di Rocco su queste condizioni, ha sfruttato un po' di errori da parte degli altri piloti. Intanto vediamo anche Scorpion purtroppo scendere in 15ª posizione, perdere le posizioni nei confronti di Gigio 93 e di Giuli. Però intanto si è concluso un altro giro con Rotto che sta prendendo il largo nei confronti di Tips 93, ma che in qualche modo cerca di tenere il ritmo, e Bullet invece quarto che sembra tranquillo, che non possa purtroppo tenere il ritmo dei primi tre, con Roby LOL in quinta posizione che sta dando battaglia nei confronti di Erika, che sale quindi in sesta al posto di Cenez 16 che scende in settima, Andrea 08 in ottava, a 17 in nona posizione. A commentare la top 10 in questo momento è Rossi 96. Andiamo Erika ha fatto un bel sorpasso. Erika ha fatto un bel sorpasso su Robilol, anzi doppio sorpasso. Mi sa che anche Cenez è riuscito a infilare Robilol che prova. Insomma, sta facendo una bella gara, un po' di problemi forse anche per Robilol nel tenere bene la traiettoria, o per il fatto che il terreno per il circuito si sta asciugando, quindi riescono a trovare delle traiettorie migliori. Ma allora, in questo caso ti devo dire la verità, Marco, su condizioni di pista asciutta, bagnata, attenzione Robilol, largo e salta addirittura una curva, e attenzione, però vi dicevo Marco e Matteo che adesso col fatto che si potrebbe asciugare velocissimamente la pista è molto importante
andare sul binario, tra virgolette, che le gomme hanno creato nelle varie curve, perché se finisci un minimo fuori dal binario rischi poi di fare un testacoda e poi di partire con molta fatica, quindi insomma non è proprio easy correre fra mezzo asciutto e mezzo bagnato. Meglio correre o tutto asciutto o tutto bagnato, metà e metà è sempre molto più insidioso e faticoso, proprio per quel discorso dei binari che le gomme creano su tutta la pista. Nel frattempo si è concluso l'ottavo giro con rotto in testa, tallonato da Pitts 93, che sta guadagnando decimi su decimi, adesso è abbastanza francobollato sul posteriore di rotto, mentre un po' più staccato è Fra. Intanto vediamo un testacoda di un kart che in questo momento però riprende la sua corsa. Potrebbe anche essere una situazione di pericolo, per fortuna che però il tutto si è risolto abbastanza velocemente. Poi dicevo, Fra un po' staccato dai primi due. Bullet purtroppo non sta riuscendo a tenere il ritmo, addirittura gira quasi 8 decimi barra 9 decimi peggio rispetto a Rotto e Pips 93, a dimostrazione del fatto che i primi due stanno facendo un altro mestiere. Sì, esattamente. Il problema è dei doppiati, non so se sia stato Scorpion. Pips 93 ha fatto un sorpassone all'ultima curva su Rotto. Adesso la gara inizia a essere molto interessante, soprattutto lì davanti tra i due proprio negli ultimi giri. E quindi adesso vediamo un po' il duello per la prima posizione nella categoria principale degli amici del kart del Triveneto. Vediamo adesso il sorpasso all'interno, però molto Pips 93 a sfruttare l'esterno della pista per avere una buona accelerazione in uscita. Quindi ancora Pips 93 in testa nonostante l'attacco di Rotto che ci prova ancora, però non è riuscito a trovare un pertugio in quella curva e quindi il Pips 93 ancora è leader di questo terzo appuntamento del campionato 2023 degli amici kart del Triveneto. Addirittura qua tenta il sorpasso Rotto, ma invece non riesce, a dimostrazione del fatto che in questo punto del tracciato i sorpassi sono davvero molto azzardati. E quindi attenzione, si sta per concludere un altro passaggio, siamo sulle fasi finali del Gran Premio con Rotto che in tutti i modi sta cercando di trovare un pertugio per arrivare in testa alla corsa. Attenzione, c'è un kart, ancora una volta un kart in testa coda, ragazzi, sono condizioni davvero molto difficili. Ma attenzione a Pips 93 che subisce forse il sorpasso da parte di Rotto, no, si difende ancora come prima, contro sorpasso, e c'è il sorpasso di Rotto, con un cambio di traiettoria fulmineo che Pips 93 non si aspettava, e quindi il leader della corsa torna a essere Rotto. Sì, c'è stato Bullet che si è girato, C'è stato Bullet che si è girato, ha perso tantissime posizioni. Grande manovra di Rotto proprio l'ultimo giro, vediamo se riuscirà a tenerla. Vediamo perché ci sono dei decimi che possono essere molto fondamentali per la vittoria, ed è così! Rotto primo, secondo Pips 93, ma che sorpasso ha fatto Rotto, con una genialata, un cambio di traiettoria molto bello da vedere. A completare il podio Fra, e poi abbiamo in quarta posizione, dobbiamo aspettare tantissimi secondi, però è contento Celic 16, l'abbiamo visto molto contento e felice. Erika quinta, Romy Lolle, Rossi 96, sesti e setting al photo finish. Ottavo Andrea 08 che però scende di 2 posizioni rispetto al giro precedente. Veteran David 05 in nona, Ali 17 in decima, Bullet in posizione numero 11, Gigi 93 in 12, Aggio in numero 13, Albi in 14esima posizione, Giuli in 15esima, ultimo purtroppo non a pieni giri, tra l'altro Scorpion, come Giuli non è arrivata a pieni giri. Sì, Fra ha fatto una gara molto costante rispetto ad altri che hanno lottato molto di più, come abbiamo visto Rotto e Pips negli ultimi giri. Sicuramente una delle lotte più belle, ciò di cui avevamo bisogno per chiudere il GP di Estrema Kart. Intanto però comunque Giglio non è arrivato più ultimo dopo il problema che ha avuto, ma è arrivato 12esimo. Ora poi godiamoci i festeggiamenti.
Sì, tra l'altro in questa gara, cioè, poteva esserci qualche penalità di tempo, ma non è così. Anche in questo caso abbiamo visto che è tutto ok. Quindi... boh, i commissari forse oggi sono stati un po' troppo gentili, troppo clementi, non lo so. Però Ma hanno no, ripetuto ci tutti i sta, contatti. ci sta. Tutto ok. No, ci sta, alla fine si tratta delle gare, così devono essere, se no tra un po' che i contatti non vanno bene. E bello, devo dire, bello, mi sono divertito, è stato un bel gran premio quello di Finale Emilia. Poi la pioggia ha scombussolato un po' tutto, perché secondo me la Gol 1 avrebbe portato ad altre gare mozzafiato come quelle di prima. La pioggia dà quell'elemento un po' di spettacolarità in più, di incertezza, ma sarei curioso di vedere nel prossimo GP come se la caveranno i piloti in condizioni un po' più normali, perché ne vedremo delle belle. Allora, nel frattempo stiamo vedendo le premiazioni della categoria bronzo 2 e bronzo 1, con Luca C nella bronzo 2 che ha fatto davvero un bel gran premio, che ha tenuto un passo superiore rispetto agli altri nella seconda categoria bronzo. Invece nel bronzo 1 Leo Di Lea ha fatto un bel duello finale con Ricky 26 e Uber. Passando invece alla categoria Silver 2, Super Giro ha fatto una super gara. Qui mi limito a fare un copia e incolla del commento di Matteo, perché è stato semplicemente perfetto. Quindi complimenti a Super Giro, ovvero a Luca Girotto. E poi nella categoria Silver 1 abbiamo Wonder, che ha vinto la gara, con Dennis Criminal in seconda posizione e Gino in terza. Però abbiamo avuto un contatto abbastanza importante in Silver 1, non ricordiamoci. Abbiamo la premiazione della Gold 2 con Mionino 93 che sale sul tetto del podio più alto, Riz in seconda posizione e Chobu in terza. E poi abbiamo la Gold 1, l'unica gara che si corre sulla pioggia, con Rotto che sale in cima al podio, in seconda posizione Pips 93 e in terza abbiamo Francesco Torboli. Per tutti, bravo.